Italo Bonini di 5 Frondi. Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport. Italo Bonini di 5 Frondi, stiamo per trasmettervi la 22esima giornata di campionato. Ad affrontarsi saranno le prime due squadre in classifica. La pallavolo Jolly 5 Frondi affronterà la farmacia Giancotti Bel Volley Belvedere. Qui con me, come sempre, al commento Renato Gallo. Buonasera, buonasera alla regia Annalisa. Tutto pronto, squadre che si separano di 4 punti in classifica dopo la sconfitta della Jolly in campionato la scorsa settimana. E Bel Volley Belvedere che ha vinto per 3-0 contro Scuola Volley Paola. Si sono accorciate le distanze tra le due squadre. Jolly reduce da una lunghissima partita contro il Bisignano mercoledì, finita 3-2. Qual è stato il punteggio dell'ultimo del quinto set, Gabriele, te lo ricordi? Non ti ricordi? 19-17 penso. Giusto? 21-19 mi pare. Anche Bel Volley ha conquistato la finale di Coppa Calabria. Sì, infatti, le squadre infatti si reincontreranno a breve, ancora non è stata data la sede. Papabile, dicevano, Camigliatello, quindi una lunga trasferta per la Jolly. squadra in campo, la Jolly che si schiera con Spanò, Orlando, Pogliatti, Barreca, Remo, Corsetti e libero Puntorieri. L'altro libero, quello di difesa, Santa Croce. Per il Bel Volley Belvedere, capitano, palleggiatore Cesareo, poi Bengardino, lo schiacciatore, Fasano, l'opposto, Bengardino, Carmelo, fratello di Alberto, lo schiacciatore, Carmelo che fa il centrale, Esposito, l'altro schiacciatore, poi Bevilacqua, centrale, e libero Iorio. Parte la partita, Pugliatti verso Spano, tocca il muro del Belvedere, costruzione in bagger, scaloccare poi il muro, la schiacciata, Corsetti si fa sentire, la respinta del libero Iorio, dall'altra parte Remo, attacco centrale vincente del Bel Volley Belvedere, si porta in vantaggio di un punto, primo punto quindi per la formazione ospite. Servizio Bel Volley, riceve Corsetti, Pugliatti dall'altra parte verso Spanò, tocca il muro, non ci arriva nessuno dall'altra parte. Dopo il tocco del muro Raul che sfrutta la mano interna del muro. Raul Spanò ora al servizio, sbaglia a rete. cercato un pallone molto corto Spanò. Esposito al servizio, anche lui a rete. Due errori quindi consecutivi al servizio, prima da una parte e poi dall'altra, due pari il punteggio, Corsetti al servizio. Iorio dalla parte opposta, tocco del muro, si tuffa, ma c'è un'invasione, si è tuffato Corsetti, ma Remo a muro fa infrazione. Bevilacqua al servizio. Non ha ricordato gli arbitri dell'incontro, Renato? Che ce li hai scritti tu? Allora, Moscato Raffaele da Vibo Valencia e Mazza Antonio da Gimigliano. Tanto la Jolly non con ce la fa.
Pugliatti che cerca con una mano Orlando, ma non ci arriva sul pallone. Avanti di 2 Belvedere. Presenti gli osservatori arbitri in tribuna. Sempre Bevilacqua al servizio. Su Puntorieri, primo tempo di Orlando, sì, che vede posto 1 sguarnito e con un tocco leggero. Stavolta si trovano i 2 giocatori della Jolly che in precedenza non si erano trovati. 3-4, quindi accorcia la Jolly. È proprio Orlando ad andare al servizio. Pallone molto teso, tenuto in gioco dal bel volley. Free ball quindi per la Jolly. Orlando, Pugliatti, la smista per Remo, schiaccia forte sul muro. Pugliatti all'indietro per Spanò, costruisce ancora in bugger, il bel volley, pallonetto. Pugliatti verso Remo, sempre sul muro. Attacca Bengardino, cerca sì, di... Oh! Mura, Pugliatti all'indietro, pallone che poi finisce sopra il palo della rete dopo il tocco del muro di Remo. 3-5. Fasano al servizio. Jump float per lui, a rete. Altro errore al servizio. 4-5. Pugliatti al servizio. Si intercetta in qualche modo come si chiama? Bengardino, ne abbiamo 2. Numero 5, Bengardino Alberto. 5 pari, quindi il punteggio di nuovo parità tra le 2 squadre. Pugliatti al servizio. Bengardino di nuovo. Copre Corsetti, un brutto pallone per c'è no, è cascato. È passato dall'altra parte. Sì, è passato dall'altra parte. All'esterno dell'asta. L'attacco forte di Remo. Costruzione in primo tempo del bel volley che mette a segno. Non ci arriva Corsetti sul pallone, o perlomeno ci è arrivato, ma non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 5-6. Bengardino Alberto al servizio. Su Remo. Raul che fa insaccare, vede il fratello, penso sia il fratello Bengardino Carmelo, staccato da rete e insacca. Di nuovo parità al Palabonini di 5 frondi. Remo spin per lui. Su Bengardino. Riceve bene. Primo tempo. Raul Spanò, attenzione. Ci arriva la Jolly e Santa Croce rimanda di là. Costruzione, attacca il numero 10 Esposito. Si tuffa lo Spugniccio di Siderno. Tenta la palla lunga. Troppo lunga. Ma troppo lunga. Era l'unica cosa che poteva fare perché giustamente Azzata era avanzata. 6-7. Bengardino Carmelo al servizio. È in campo, lascia sfilare Corsetti, la palla finisce alle sue spalle e casca in campo. Tesa. Spanocci arriva dopo il tocco del muro. Corsetti costretto al palleggio.
Dall'altra parte dentro il pallonetto vede il buco, Esposito sfrutta immediatamente l'occasione ed è avanti di 3. Belvedere chiama time out. Sì, mister Tomasello. Jolly sotto di 3 al primo time out della partita, chiamato dal suo mister. Si caricano tra di loro i giocatori pronti a rientrare in campo. Tutto pronto per riprendere il gioco. Sempre con Beccardino, Calmelo al servizio. Sì. Corsetti si tuffa, Pugliatti, free ball anche questa volta, primo tempo, colpito Remo e affondato. Sì, sta facendo tanto male il primo tempo del bel volley con i suoi centrali che colpiscono bene il pallone, si trovano con il loro alzatore Cesareo. Ed è 6-10 il punteggio. Out stavolta. Il servizio del bel volley. (7-10). Barreca al servizio. Diciamo che la Jolly è brava a mettere nelle condizioni il bel volley ad attaccare bene, Gabriele. E qui servizio di Anselmo Barreca che si ferma sulla rete. Capitano al servizio su Remo, mamma mia Remo. Errore in fase di ricezione della Jolly, non ci può arrivare Pugliatti sul secondo tocco. Ed è 12° punto del Belvedere Marittimo. Riceveremo, Pugliatti sistema il pallone verso Corsetti, una diagonale, poi dall'altra parte attacca Esposito, ci arriva Puntorieri, Pugliatti all'indietro per Spanò. Spanò che fa una bellissima parallela. Bravo Spanò qui, ottimo il suo attacco a fianco del muro. 8-12 il punteggio. Spanò Su dall'altra parte attacca Fasano, Pugliatti verso Corsetti, alza il libero Ionio. bravo il nostro Scugnizzo. Tocca il muro, Santa Croce a coprire, Pugliatti, pipe di Remo, Iorio risponde. Pugliatti rialza il pallone, Corsetti lo attacca, Iorio ancora, dall'altra parte il Belvedere, Santa Croce si lancia, Pugliatti rimanda il pallone di là, momento un po' confusionario tra le due squadre, l'azione si chiude con il Fasano, numero 7, Fasano. sì. Fasano che effettua un grande attacco, scambio lungo tra le due squadre. 8-13 il punteggio. Servizio Corsetti riceve, attacca Corsetti, pallone che rimbalza sul nastro, poi ancora Corsetti, viene murato, monster block del Belvedere. 14° punto per la formazione ospite, formazione guidata dall'allenatore Luigi Brancato.
cambia nella Jolly, esce Corsetti ed entra Giacomo Varamo. Al servizio Esposito. Out, lascia sfilare Varamo. Si legge bene, caccia le mani all'ultimo Varamo. 9-14. Proprio Varamo ad andare al servizio. Si ferma sul nastro. Pallone troppo corto. Altro errore della Jolly al servizio. 9-15 il punteggio. Bevilacqua al servizio. Su Puntorieri. Spanò chiamato alla palla spinta. Tocco del muro, Puntorieri si lancia. Remo troppo vicina alla palla. Il muro piazzato. E Jolly troppo avanzata in copertura anche Sempre. in questa occasione. Ovviamente nell'attacco colpiscono forte, il muro prende il pallone, non c'è copertura nella parte di dietro del campo, tutti schiacciati in avanti. 9-16. Puntorieri riceve Pugliatti verso Remo. E in C'è l'attacco. un'invasione per c'è fortuna di Fasano. Su questo attacco di Remo è andato out. Orlando al servizio. Su Esposito. Colpo di testa di Anselmo Barreca. Questo significa le mani molto aperte, Gabriele. E viene cambiato Anselmo Barreca, entra Antonio Melara. 10-17 il punteggio. Servizio bel volley. Su Remo. E Remo è chiamato. Stavolta c'è la per copertura. il muro. Spanò. Palla lunghissima, tentava l'angolino. Deve aggiustare anche la mira la Jolly. 10-18, chiama time out mister Tomasello. Rientrano in campo le squadre. Jolly sotto di 8 punti. Servizio bel volley con Cesareo. Pallone molto teso. Puntorieri in bagger verso Remo, schiaccia forte. Tocca. Il tetto del Palabonini. Il bagger di Iorio sulla schiacciata forte di Remo. 11° punto, 5 Frondi. +1 Jolly, +1 in entrambe le squadre. Su Esposito. Bengardino. 11-19. Messo a segno anche questo attacco del bel volley.
Servizio per volley. Sul remo. Pugliatti ci arriva in bagger. Spanò. Spanò. Out. I giocatori del bel volley che non hanno visto il tocco del muro. No, anche il muro non si accusa. 12-19 c'è un cambio per la Jolly. Remo ed entra Sicuro al servizio. Pronto Sicuro al servizio. Pallone teso su Esposito, attacca poi Spanò su questa slash di Esposito. Sì, 13° punto. Su un vassoio d'argento. Spanò dice non me la faccio scappare. Ancora Sicuro al servizio. Sempre su Iorio che riceve bene questa volta primo tempo. Arriva Sicuro sul pallone e poi free ball della Jolly. Iorio tenta un primo tempo, tocco del muro. Arriva il pallone che rimane nel campo della Jolly. Spanò dall'altra parte, tocca il muro del Belvedere. 14° punto della Jolly. Ci mette una pezza Spanò su questo batti e ribatti. Sicuro ancora al servizio. Sempre tesa su Iorio che riceve male. Esposito attacca, si tuffa Sicuro, recupera Spanò. Free ball ora per il Belvedere che è out. Peccato il muro di Spanò sull'attacco di Esposito. Tra l'altro Spanò ha colpito questo pallone come poteva, perché c'era un muro un po' scomposto della Jolly. 14-20. Bengardino Carmelo al servizio. E in campo ma lasciano sfilare entrambi. Sia Varamo che Puntorieri si guardano tra di loro. Sì, errore di lettura, ma 14-21 il punteggio. Battuta tesa di Bengardino, anche questa è tesa, questa volta ci mette le mani Varamo e si propone ma tira out. Non c'è tocco. No, era molto alta la palla. Sì. 22° punto Belvedere. Dominio totale della squadra cosentina. Ancora il servizio. Out, questa volta leggono bene. Legge bene Varamo. 15° punto Jolly. 22 Belvedere. E c'è Melara al servizio. Su Bengardino. Esposito. Ehi, no, era out, non c'era forse neanche il tocco. Sì, però Sicuro è andato sul pallone, evidentemente ha visto il tocco del muro della Jolly e quindi preferiva andare su questo pallone. 15-23. Riceve Puntorieri, Pugliatti dall'altra parte per Varamo. Varamo che con mura 1 schiaccia alla sua maniera. Iorio che non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 16-23. C'è Spanò al servizio per la Jolly. Quando si riceve bene, Gabriele, si riesce a fare un'ottima costruzione. Out anche questa. Pallone troppo lungo, va al set point. Non li conto quanti sono. Cambio nel Belvedere. Esce il numero 10 Esposito.
entra il numero 77, Cairo, che è al servizio. Pallone su Varamo, Pugliatti verso Orlando, pallone out, smanaccia qua Peppe Orlando. 16-25, finisce qui il primo set al Palabonini di Cinquefrondi. Non c'è stata storia, molti errori nella Jolly, superiore negli attacchi il Belvedere, e vince questo set la formazione ospite 16-25 al Palabonini di Cinquefrondi. Ci risentiamo tra pochissimo. Fischia l'arbitro, tutto pronto per il secondo del set, tutto da rifare per la Jolly. Contro al vertice qui a Palabonini di Cinquefrondi. 1-0 avanti di set Belvedere, chiuso il set precedente 16-25. Per la Jolly un cambio rispetto al 6 titolare precedente, due cambi, Cimino per Spanò e Melara per Barreca, quindi Melara, Pugliatti, Remo, Vanamo anche al posto di chi c'era? Ah, Corsetti nello scorso set, poi Orlando e Cimino. Dall'altra parte non ci sono cambi per il Belvedere. Iorio, Esposito, prende questo pallone la Jolly, Iorio. gol da quest'altra parte, Esposito di nuovo, Purato questa volta. E questa volta sì che c'era il muro della Jolly, ben coppato, tira forte Esposito, pallone che finisce alle spalle di tutti e sei i giocatori. No, in mezzo ai giocatori, proprio ha trovato un pertugio il pallone per cascare, sì. Erano tutti raccolti lì. Appunto. 1-0 quindi per la Jolly al servizio con Melara Gardino, ancora. primo tempo non ce la fa, la palla rabassa, bevi l'acqua a rimandarla dall'altra parte. Cesario gioca spesso sul centrale, ha fatto malissimo nel precedente set, stavolta il centrale non è riuscito a colpire bene il pallone. Ancora Melara per la Jolly, Jolly avanti 2-0.
Iorio. Leggibile questo pallone di là. Varamo colpisce come può, tocca il muro. Pugliatti ancora verso Varamo che colpisce forte stavolta. Bella alzata in Bagher. Un po' di confusione di per nuovo. la Jolly. Primo tempo, questa volta Bevilacqua prende la mira. Vedi come fanno male ancora i primi tempi. Jolly che deve fare qualcosa per intercettarli. 2-1 il punteggio. Piazzare il nostro centrale a muro. Tanto Capitan al servizio. Cesario. Tocco del muro, ma vediamo se ci arriva. Si tuffa Cesario alla rincorsa del pallone. È Jolly avanti di 2 in questo momento. Con Cimino al servizio. Su Iorio. Non è meglio. Poi il pallone accompagnato, Sì. penso. No, doppia l'ha chiamata. Non mi è sembrata. Di Cesario. Non mi è sembrata. Non l'ho vista muoversi. Doppia la palla. no. Doppia no, però forse poteva essere pallone accompagnato. Vabbè. 4-1. Ancora Cimino. È out. Scendeva velocemente la palla. Di pochissimo out questo pallone. E Questa si va. battuta che ha fatto male al Pisignano. Sì. Nel match di Coppa. Esposito al servizio. Su Puntorieri. Varamo è in campo. È in all'attacco. Sulla riga. 5-2. Entra in campo lo Scugnizzu di Siderno, Gabriele. Varamo al servizio. Bengardino. È out la schiacciata di Fasano. Tocca l'asta. Abbiamo degli accenti strani, Gabriele, oggi. Sì. Abbiamo Cesario. E questo non mi viene, con sta accento dove l'hai messo tu io non so come. Cesario. È in? È out invece. Il servizio di Varamo. Tanto quarto punto per il Belvedere. Servizio bel volley. Pallone su Puntorieri che riceve Pugliatti, la smissa al centro per Orlando. Pallone un po' troppo basso per lui. E poi non riesce a schiacciare questo pallone dall'altra parte. 6-5 si avvicina bel volley al servizio con il numero 11 Bevilacqua. E in la guardano sia Cimino sia Puntorieri questo pallone. Ed è riaggancio per il bel volley. 4 punti consecutivi. Bevilacqua al servizio. Pugliatti al centro per Orlando. Muro a 3 ben composto. Schiaccia dall'altra parte Remo. Pallone che torna nel campo della Jolly, c'è Cimino. Dall'altra parte ancora Remo. Pallone out. Ma c'è un'invasione del muro. Invasione del numero 7. Passano e passa nuovamente il vantaggio la Jolly. Peppe Orlando al servizio.
Primo tempo. Gestito ancora al centro, un'altra volta. Fa male. Bengardino. Posto 3. Fa male il posto 3 avversario per la Jolly. 7 pari. 7 anche il numero di chi va a battere. Fasano. In campo, anche questo, problemi di lettura nella Jolly, della traiettoria del pallone. Sempre di poco, questo pallone entra in campo. 7-8. Ancora Fasano al servizio. Out. Stavolta legge bene. Sì. Remo lascia sfilare. E se questa l'avrebbero presa? L'avessero. L'avessero. 8 pari. Pugliatti al servizio. Su Iorio che riceve bene. Primo tempo di nuovo, pallonetto, non c'è nessuno al centro. Non ci sono per niente letture al centro. 8-9. Molto bravi i centrali del Belvedere. Sì, è rimasti in aria, ha guardato, ha visto il buco e ha toccato leggero. Alberto Bengardino, palla tesa, difficoltà di ricezione. Primo tempo di nuovo mera bassa e riescono a fare anche una palla. Sì, viene preso anche questo pallone al centro e inganna la Jolly. 8-10. Tocca il nastro, poi Melara, c'è la buona copertura. Dall'altra parte tocco del muro. Cimino attacca, ancora il muro, sempre su Putorieri. Dall'altra parte Remo, si lancia. Del numero 7 Fasano. Di nuovo Remo, palla Tocca lunghissima. No, non c'è tocco del muro. Com'è? Non c'è tocco del muro, no. Quindi 8-11. Riceve Remo, Pugliatti, la smista per Claudio Cimino che attacca bene, non ci è arrivato, numero 5 Bengardino. Nono punto per la Jolly. Remo al servizio che non ha forzato questa volta, poi il pallonetto vincente del capitano alzatore Cesareo. Nove e 12. Servizio bel volley. Bengardino era forse out. Baramo Tuffo ad infastidire il muro della Jolly. Dall'altra parte sfrutta il nastro Esposito. ha attaccato bene Esposito, non ci è arrivato Putorieri. 9-13. Sembra di rivedere il precedente set e chiama time out mister Tomasello. Fa bene, deve dare una bella strigliata ai suoi. Eravamo 9-14 nello scorso set, giusto? sì. Eh sì, più o meno no? 8-13 passo stiamo andando. 8-13, 9-13, siamo lì. Parlano i due arbitri, il secondo arbitro che è andato sotto il seggiolone.
Squadre che possono rientrare in campo sul 9-13. E bel volley al servizio. Con Belgardino Carmelo, champ plot per lui, Varamo, Cimino, tocco del muro, Esposito alla schiacciata, tocca il nastro, sfrutta per la seconda volta il nastro. Quattordicesimo punto. Bel volley ancora al servizio. Varamo riceve, Pugliatti va proprio verso Varamo, viene preso anche questo pallone incredibilmente, e poi l'attacco da posto 4 che tocca il muro della Jolly e pallone che va via. 15esimo punto per la formazione ospite. Non c'è proprio la Jolly in totale blackout. Esce Cimino ed entra Spanò. E chiama anche formazione la Jolly, ne approfitta per radunarsi nel loro centrocampo la squadra. Pronto il servizio del bel volley. Attacco centrale di Melara. Ancora muro della Jolly, c'è la copertura. Dall'altra parte attacca numero 7 Fasano. Varamo per la Jolly. C'è la copertura dopo il muro. Ancora Varamo per la Jolly. Spanò tocca questo pallone. Ancora Varamo. C'è il tocco del muro del Belvedere, sì. Secondo l'arbitro. Non ci sta l'alzatore Cesareo. 10-15, molto ricercato Varamo nella Jolly. Servizio di Melara. Attacco centrale, l'ennesimo attacco centrale messo a segno da Bevilacqua. 10-16 al servizio. Lanzatore Cesareo. Costruisce la Jolly ancora con Varamo, ci arriva il libero Iorio, attacca poi Fasano, pallone che finisce out. 11esimo punto Jolly. 11-16. Spano al servizio per la Jolly. Esposito, primo tempo di nuovo, questa volta è out. Volta. Molto frettoloso il Belvedere. 12-16. Spano. Iorio. Primo tempo di nuovo. Sempre. Sì, bevi l'acqua. Ormai il bel volley sta puntando sul record di primi tempi in una partita. Stanno giocando solo al centro e la Jolly non riesce ad intercettare nessun pallone. 12-17. Riceveremo Pugliatti verso Varamo. C'è il punto di Varamo. Sì, tocca Bevilacqua. E in più il pallone era in. 13-17. Sempre ricercato Varamo per la Jolly. Proprio Varamo al servizio. Su Iorio. Primo tempo. Questa volta è murato da Orlando. Ci prova Belgardino. Ancora il muro della Jolly.
composto da Orlando e Pugliatti a bloccare questo tentativo di pallonetto. 14° punto della Jolly. Ancora Varamo al servizio. Su Iorio. C'è anche invasione del muro Jolly. 14-18. Bevilacqua al servizio. Bene Varamo, primo tempo vincente. Finalmente primo tempo vincente. 15-18 il punteggio, ottima la costruzione con il primo tempo della Jolly. Orlando al servizio, si ferma sul nastro. Pallone destro su Remo. Spanò in bagger rovesciato. Vediamo questo primo tempo. Sempre. Era ovvio. Non può fare nulla la Jolly. 15-20. Cambia nella Jolly. Entra sicuro ed esce Remo. Squadra ben attrezzata, Gabriele. Sono tutti giocatori adulti. A vista Iorio, il libero è il più giovane. Eh sì, a vista sì. Out intanto il servizio. 16-20 il punteggio. Il servizio di Fasano. Pugliatti per la Jolly. Primo tempo. Sempre. Non c'è nessuno, sono tutti sotto rete. Sempre. Ormai la chiave dell'incontro, continuare con I primi tempi tanto. Sì. Non riusciamo a impensierire con le battute. Non stanno più giocando, il Belvedere non sta più giocando sul posto 4 e sul posto 2. 16-21. Sicuro, intercetta il pallone. Attacca Spanò dall'altra parte, tocca il muro e c'è la copertura. Dall'altra parte Esposito che attacca. Pugliatti all'indietro, verso Sicuro. C'è la copertura, attacca la Jolly. Tocco. Pugliatti Spanò. verso Spanò, tocca il muro. Pallone preso, non si sa come. Pugliatti. Ancora Spanò che attacca. C'è tocco. Secondo l'arbitro, dicono di no i giocatori del bel volley, si mettono le mani tra i capelli. 17-21 il punteggio. Lungo scambio tra le due squadre, colpi forti. Bel volley che non ha più giocato al centro nella precedente azione. 17-21. Sicuro al servizio per la Jolly. Il libero Iorio sbuccia il pallone, non convinto sul palleggio. 18° punto per la Jolly. 21 bel volley. Ancora Sicuro al servizio.
primo tempo ed è out. Mani out, una volta che è stato intercettato il primo tempo, pallone out. 22esimo punto quindi per il bel volley. Bengardino al servizio. È out. Leggono bene i giocatori della Jolly. 19-22. Esce Melara, entra Laurendi al servizio. Su Iorio che riceve bene, primo tempo, Muro, ma c'è la ripresa, attenzione che buona la palla, ma forte. Out, sì, forte ma out, l'attacco di sicuro. 23 per il bel volley, il bel vedere. Giacomo Varamo. Varamo ha attaccato, si chiude il cambio, rientra Melara ed esce Laurendi. E poi ovviamente Melara che lascia il posto al libero Puntorieri. Cesario al servizio. Sicuro. Primo tempo. Ci arriva Iorio. Le prende tutte il bel volley. Schiaccia anche molto forte il numero 7 Fasano. Sicuro non riesce a giocare il pallone. 24esimo punto, bel volley. Set point, chiama time out mister Tomasello. Ancora il dialogo, il primo e il secondo arbitro. Rientrano in campo le squadre al Pallabonini di 5 Frondi. Set point per il Belvedere, avanti già 1-0 di set. Riceve sicuro Pugliatti, dall'altra parte per Varamo. Iorio copre. Esposito. Muro. Jolly che va in campo. Ogni tanto si fa sentire il Muro. 5 Frondese. 20-24 il punteggio. Iorio in bagger per Esposito che Out. smanaccia. C'è il tocco del Muro e quindi si chiude qua anche il secondo set. 20-25 il punteggio. Meno di un'ora di gioco, 2-7 Gabriele. Abbastanza errori nella Jolly. Dall'altra parte un bel vedere completo. È stato un bel vedere. Sì, infatti, un bel volley. Un bel vedere giocare. 2-0 quindi in casa del Pallabonini. E Jolly che deve ribaltare il risultato. In caso di vittoria, bel volley, bel vedere che si porta a -1
dalla Jolly Cinquefrondi, prima in classifica. Fischia l'arbitro, tutto pronto per il terzo set qui al Pallabonini Cinquefrondi. Jolly che torna in campo con Corsetti, Melara, Spanò, Varamo, Orlando, Pugliatti, puntorieri. Dall'altra parte solito 6 Cesareo, Bengardino Alberto, Fasano, Bengardino Carmelo, Esposito, Bevilacqua e il libero Iorio. Cesario al servizio su Corsetti, primo tempo spalla spinta di Orlando, Murato, Iorio all'indietro in bagger, tocca il muro della Jolly, Pugliatti dall'altra parte per Corsetti, pallonetto anche per lui, messo a segno, 1-0 per la Jolly. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Bengardino, Iorio. Per la Jolly, Pugliatti al servizio, ricevuto questo pallone e poi bagger rovesciato dall'altra parte, il Belvedere, pallone out, 3-1.
Ancora Pugliatti al servizio. Ricevuto sempre in quella zona di campo. Esposito Tiene il tenuto gioco da Varamo. Varamo. Corsetti rimanda come può. E tocca quanto basta. Puntorieri poi in bugger, Corsetti schiaccia, ma non c'è nessuno in copertura dopo il tocco del muro. 3-2. Sì, confusione in campo, non si posizionano gli attaccanti, Gabriele. Possiamo parlare di calcio. Vediamo chi para. Forse finiva fuori. Spanò a tutto braccio. Murato anche lui. A tutto Monster braccio. Monster Block deve vedere che pareggia i conti. 3 pari. Bevilacqua al servizio. Out. Di solito dà parecchi problemi alla ricezione della Jolly. Bevilacqua. 4-3 il punteggio. Corsetti al servizio. Su Esposito. Oh. Murato. Sempre attacco centrale del Belvedere. Non intercetta nulla la Jolly. 4 pari. Può riprendere il gioco. Servizio Belvedere su 4 Passano. pari. Riceve Varamo, Pugliatti, attacco centrale con Melara, viene preso anche questo, poi sbaglia lo schiacciatore del Belvedere e calpesta anche la linea. 5-4. Secondo arbitro a parlare con i dirigenti della Jolly. Gioco che può riprendere Melara al servizio. Si ferma sulla rete il suo servizio. 5 pari. Bengardino al servizio. Corsetti. Pugliatti costretto al bugger, un pallone arretrato. Muro 1 di Spanò. Pugliatti dall'altra parte per Varamo. C'è Invasione un'invasione. del muro. Ed è sesto punto per la Jolly. Spanò al servizio. Su Bengardino. Esposito, Murato. Esposito palla spinta, forse sulla riga. Se c'è nel replay mi sembra che abbia pizzicato leggermente. Non si è visto con la telecamera. C'era il cameraman che guardava un'altra partita. Sei pari. Corsetti riceve, Pugliatti dall'altra parte per Varamo. Block out. 7-6. Passa nuovamente in vantaggio la Jolly. Molto ricercato Varamo.
Servizio di Varano. Esposito, primo tempo, si tuffa Spanò, in bagger per Corsetti, Iorio fa guardia, Muro, e poi tenta Cesareo una cosa che non è sua. Proteste del pubblico della Jolly, Per cosa? forse una doppia, non lo so, però su un secondo tocco penso abbiano protestato. Ho l'arbitro in mezzo. 8-6. Fermo il gioco. Ora può ricominciare. Avanti di 2 la Jolly. Varamo al servizio. Bengardino, Esposito, tocco del Muro. Corsetti, sente il pallonetto. Tocca il muro della Jolly, riesce a prenderla Varamo. Dall'altra parte ancora Corsetti forte, ma c'è il libero Iorio. Attacca Esposito, pallone che danza sul nastro. Un po' sfortunata qua la Jolly con il muro. Sì, palla che ha fatto 1,5 metri sul nastro e poi andarsi a schiantare contro l'asta. 8-7, quindi il punteggio. Servizio di Cesareo. Puntorieri, Pugliatti verso Peppe Orlando. Ottima la sua schiacciata, ottimo questo primo tempo della Jolly. Non riesce a bloccarlo. Numero 10 Esposito, pallone che è andato via. 9-7, proprio Orlando al servizio per la Jolly. Tesa su Iorio. Primo tempo, ma c'è guardia Spanò. Bello questo attacco di Spanò, si coordina bene. La Jolly che è riuscita a costruire questo attacco con un primo tempo intercettato. Palla che probabilmente era destinata a out, Gabriele. 10-7, ancora Peppe Orlando al servizio. Sul Bengardino, pallonetto, sono in 2 sulla palla. Corsetti tenta una palla finta, tenta Fasano di correggere quella palla, ma la stessa tocca l'asta. 11-7, quindi il punteggio. Ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly e viene chiamato time out dall'allenatore Brancato. Se non mi sbaglio è il primo in tutta la partita chiesto dal Bel Volley Belvedere. Squadre che rientrano in campo sull'11-7. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Forte l'attacco Fasano. di Fasano. Da posto 4 mette a segno 11-8, cambio. Esce Esposito ed entra il numero 77 Cairo al servizio, cambia il servizio che abbiamo già visto nei precedenti set.
e palla in Egitto. Pallone lungo. 12-8. Errore al servizio del Belvedere, si chiude il cambio, quindi esce Cairo e rientra Esposito. Jollin P1, adesso il servizio Marco Bugliatti. Su Iorio che riceve sempre bene, bella la diagonale di Fasano, grande attacco, diagonale stretta. Buone le ricezioni del giovane libero del Belvedere. Su Varamo, Spanò tenta un colpetto, colpetto, ci riprova Fasano da per la parte. Corsetti, la palla rimbalza sul muro e tocca la parte alta dell'asta. fischi del Pallabonini. Perché? Evidentemente un'altra scelta arbitrale non gli è piaciuta. Come non è piaciuta? Ha toccato l'asta. Attenzione, Precedente, Fasano, ma c'è il muro, ma è out. Out. Muro di Varamo. 13-10. Fasano al servizio. Non capiamo. Pugliazzi Ma no, dietro per che out. senza muro riesce a tirare fuori. 13-11. Fasano al servizio. Sul 13-11. Sempre su Varamo che non riceve bene. Corsetti rimanda dall'altra parte. Iorio sistema la palla. Ora tenta un colpo centrale, ma parte un missile terraria. I centrali sono stanchi. Sì. Li ha chiamati troppo in causa, non sì, ce la fanno infatti, più. Stanno smanacciando un po' troppo. 14-11. Oh, Malara pallone lungo. questa era una doppia muro. Sì, dalla coppia Spanò-Orlando. 15-11. Le indicazioni di Tomasello ai giocatori sotto rete. Malara al servizio, molto corta. tesa. Primo tempo, non al meglio. Poi attacca dall'altra parte Varamo che viene morato. Altro monster block del Belvedere. 15-12 il punteggio. Con Bengardino ora al servizio. E ancora una volta nel Belvedere il centrale non ha dato al meglio il colpo. Su Corsetti, ci riprova. Oh, pallone spinto dall'altra parte. Attacca ancora Varamo, molto forte. Primo tempo, Out. Non ce la fa più il centrale, Gabriele. 16-12. Hanno fatto troppo i punti finora. Cesario chiama i suoi alla calma, usiamo la testa. Cesario dovrebbe continuare a smistare il gioco. Raccoglie il pallone, poi posto 4. Mamma mia. Pugliatti in bugger puntorieri, ma non è un pallone buono per Spanò. Primo tempo. Eccolo. Si è rifatto. Quello che mancava al bel volley. Attacco centrale. 16-13.
Varamo riceve, Pugliatti in bagger sempre verso Varamo, schiaccia forte, out il pallone. 16-14. Chiede calma Peppe Orlando. Varamo che sta schiacciando molto forte. Infatti molto ricercato da Pugliatti. Servizio del bel volley. Varamo riceve, Pugliatti indovina per chi, proprio per Varamo che viene murato. Poi il primo tempo, pallone rimandato di là, Pugliatti verso ancora Varamo, tocca il muro, ma il colpo è molto forte, pallone che finisce out. 17-14. Il muro era in ritardo, era in salita, le mani erano rivolte verso il proprio campo del muro del Belvedere, colpito il palmo della mano. Varamo, buono il suo servizio. Muro 1 di Pugliatti, c'è la copertura. Couturieri dall'altra parte per Corsetti, colpisce quanto basta. Iorio attacca. Poi dall'altra parte ancora Corsetti, sempre con un cerca di colpetto nuovo. out. Colpetto out di Corsetti. Voleva mettere il pallone alle spalle del muro. Si riporta a -2 Belvedere. Servizio bel volley. Out. Può respirare la Jolly. 18-15. Va al servizio Peppe Orlando. Molto teso il suo servizio, in zona di conflitto tra Iorio e Esposito. ed Esposito, sì. Non si intendono i due. Ace per Peppe Orlando. 19. Iorio che finora ha fatto 15. delle ricezioni perfette, Sì. cosa che non possiamo dire per la Jolly, che quando va in bagger fa danni. Ancora Peppe Orlando colpisce. Iorio tenta di prendere il pallone in bagger, pallone che forse era destinato out. Sì. Ci mette una mano, ci mette una all'ultimo pezza per secondo noi. proprio. Tenta di prendere il pallone che poi schizza via. 20-15. Si fa sentire il pubblico del Pallabonini. Peppe Orlando al servizio. Ancora in Palla quella corta. zona. Colpo forte. Era out anche questa. Sì, infatti. Primo tempo. Colpisce il muro della Jolly. Block out. 20-16. Servizio Belvedere. Esposito su Varamo, Preso di mira Varamo. Corsetti non forza, pallonetto Prova e Spanotti. poi Melara spedisce in tribuna. 20-17. 2 punti consecutivi del Belvedere. Ancora al servizio Esposito. Attacco centrale con Melara. Pallone che viene raccolto. Poi rimandato di là. Varamo riceve. Pugliatti ancora. Attacco centrale di Antonio Melara. Messo a segno. 21-17. Classe 2003 Melara. Si esalta il Pallabonini. Pugliatti al servizio. Tacco molto forte da posto 4 del Belvedere Con 21-18. Fasano. Belvedere al servizio, riceve Varamo. Pugliatti dall'altra parte per Spanò. Colpisce il muro. Poi free ball. Ancora Pugliatti.
Stavolta la cambia per Corsetti. Che da questa volta forza. 22-18 il punteggio. Proprio Corsetti ad andare al servizio. Su Iorio. Bengardini senza muro. Senza muro proprio colpisce fortissimo, più forte che può. 22-19. Addormentati i ragazzi della Jolly, sono messi solo lì a guardare. Passano al servizio. Varamo, Spanò, Pugliatti verso Varamo, colpisce bravo forte Iorio che tiene in gioco. Pugliatti ancora, sempre verso Varamo, che vede Bengardino. Carmelo che non era pronto, era spostato, era staccato da rete. Cambio per la Jolly al servizio, entra Cimino, esce Melara. Sì. 23-19. Sfruttiamo la battuta di Cimino. Mi sta piacendo la grinta, il cuore, la passione che ci sta mettendo Varamo. Cimino al servizio. Lunga. Attacco Vai, molto forte, bene Cimino, buona la difesa. Varamo niente può fare Varamo, free ball, primo tempo, no. C'è Bengardino, tocco del muro di Spanò, mura 1. 23-20, cambio, si chiude il cambio. Esce quindi Cimino e rientra Melara che lascia il posto a Puntorieri. Non sta facendo più il doppio libero la Jolly da inizio set. Quindi Puntorieri sia libero di ricezione che di difesa. Chiama anche time out mister Tomasello. Vuole far mantenere alta la concentrazione ai suoi ragazzi. Sul 23-20. Saluta i parenti. Papà Orlando. (23-20) il punteggio, rientrano in campo le squadre. Bengardino al servizio su Corsetti. Varamo schiaccia forte ma è out. 23-21. Non trovano il campo. Hanno perso la misura, Gabriele. Sì. Bengardino Alberto ancora al servizio. Riceve Puntorieri, Pugliatti, attacco di nuovo out. Con Orlando, è out, sì. 23-22. Va bene. A -1 il Belvedere. Quella palla un pochino più alta, 5 centimetri più alta. La Jolly potrebbe sperare in un errore al servizio di Bengardino. Corsetti, primo tempo. Stavolta viene messo a segno il primo tempo di Peppe Orlando, ricercato 2 volte consecutive da Pugliatti. Set point per la Jolly. Questa volta la palla era la servita un pochino più alta, è riuscito Orlando. Intanto time out. Sì, chiede time out coach Brancato per il bel volley Belvedere.
Vedremo come rientreranno in campo le due squadre, se concentrate o spensierate. Rientrano in campo le squadre al Pallabonini di 5 pronti. Jolly al set point, 2 disponibili. Spanò al servizio. Un cambio. Alla battuta Sì. esce Spanò, entra Remo. Vedremo se Remo forzerà il servizio o se effettuerà un jump float. Fabio Remo al servizio, jump float per lui. Su Iorio che riceve bene primo tempo. Messo segno molto veloce, molto forte. Annullato il primo set point, 24-23. Bengardino Carmelo ora al servizio. Cambio. Si chiude il cambio, sì, nella Jolly. Quindi rientra Spanò ed esce Remo. Carmelo Bengardino al servizio. I fischi del Pallabonini. Pallone pesante per lui. Varamo riceve, non al meglio. Poi Puntorieri attacca Colpo Varamo. del muro. Muro della Jolly e chiude il set 25-23 con tanta sofferenza nel finale. 1-2, partita riaperta, tutto da rifare. Ci risentiamo al prossimo set.
Squadra di nuovo in campo al Pallabonini. Riconfermato Varamo. Varamo, Melara, Spanò, Bugliatti, Orlando, Corsetti per la Jolly, Puntorieri libero sia di ricezione che di difesa. Dall'altra parte Cesario, Bengardino, Alberto, Fasano, Carmine, Bengardino, Calmelo, Esposito, Bevilacqua è libero. Iorio, quindi non ci sono cambi nemmeno nel Belvedere. Due a 1 di set per il Belvedere. Fischia l'arbitro, gioco che può riprendere Varamo al servizio. Brutta ricezione, poi pallone giocato. Bugliatti al centro con Peppe Orlando. Ottima la combinazione 5 frondese. 1-0. Sì, Muro a 2 davanti a Orlando, ma Orlando la fa insaccare. Ancora Varamo. Stavolta Sul la Bengardino ricezione è buona. c'è dietro Puntorieri, Corsetti, Murato. Puntorieri Bagger sempre verso Corsetti. La costruisce, bel volley. Esposito, Corsetti, tocco del muro, Bengardino, primo tempo, c'è copertura, Puntorieri, sì, Spanò, col nastro. è Asta. out. Colpisce in pieno l'asta Fasano. 2-0 per la Jolly. Ha colpito comunque sotto rete, sotto nastro e sulla parte esterna della rete. Esposito, c'era La riprende la Jolly. Puntorieri, free ball, attenzione al primo tempo, no, Oh. Esposito, c'è di nuovo, Prende anche questa la Jolly. Ottimo Puntorieri. E prova ad ingannare Cesario, la Jolly, ma c'è la guardia dall'altra parte. Se non mi sbaglio, Corsetti a murare. 3-0. 3-0 per la Jolly. Presente Renato negli spalti. La Ganà. e dov'è? Sì, sulla nostra destra. Intanto costruzione, primo tempo, sempre primo tempo del bel volley Belvedere. Finisce in campo 3-1. La Ganà, l'opposto nella scorsa stagione della Jolly, quest'anno alla Franco Ticano Palmi in Serie B. C'è anche Remo, fratello di Fabio Gabriele, alla nostra sinistra. Remo Senior. Out. Out. Il servizio. Servizio di Cesario. 4-1. Peppe Orlando per la Jolly. Bengardino, Fasano, Molto forte. Ottima l'alzata di Cesario sì. per il posto 4. Lui che schiaccia forte. 4-2. Esposito al servizio. Varamo riceve, Bugliatti dall'altra parte per troppo Corsetti. lontana e Corsetti deve appoggiare. Tocca il Tocco muro del della muro. Jolly, copre Varamo, Bugliatti, la smista al centro per Melara. Costruzione Belvedere. Bengardino, All'altra Corsetti parte. può forzare, ma c'è il muro. Bengardino dall'altra parte non c'è copertura. Sì, il Pallonetto. colpo di Bengardino che scavalca il muro della Jolly. Era Dietro non c'è arretrato nessuno. Spanò. Tra l'altro pallone che era molto lento. 4-3. Esposito su Corsetti, primo tempo,
ancora. No. Non si passa, dice il Belvedere. 4 pari il punteggio. Servizio del Belvedere. Sempre su Varamo, preso di miro. Spanò. E in. Ottimo l'attacco di Spanò. Incrocio delle linee. 5-4 il punteggio. Buiatti. Viene preso l'attacco centrale. Duello aereo vinto Corsetti. da Corsetti. 6-4. Non era un duello, era un quartetto. Era ben piazzato Corsetti, ha usato la schiena e le braccia. Iorio questa volta male. Free ball, vediamo se viene sfruttata con Spanò che invece Murato. viene murato e nessuno la raccoglie. Non si passa, non si passa. Il muro continua ad essere ben compatto nel Belvedere. 6-5. Intanto vedo, mi sembra che Remo aveva già la fasciatura alle dita, Gabriele. Corsetti. Sono i colpi. Questa volta una bella costruzione, mandati fuori tempo i giocatori del Belvedere. Sono i colpi che ha bisogno la Jolly. Di cui ha bisogno la Jolly. Corsetti proprio al servizio. Costruzione. Posto 2 con il numero 7 incrocia Fasano con questa diagonale stretta. Accorcia. Accorcia Belvedere. Dietro di uno. Cambio, esce Melara, entra Barreca. Sei Barreca che era stato inserito nel primo set, è partito titolare, poi sostituito con Melara. Fasano al servizio, molto tesa, Ci arriva Puntorieri su questo pallone, la schiacciata, poi Murata. Bengardino rimanda dall'altra parte, Puntorieri. occasione per la Jolly, ma c'è il solito Iorio che fa guardia. Bengardino, tocco del muro, Spanò, Molto forte il suo attacco. Iorio che alza, Free ball. Puntorieri Buiatti all'indietro ancora verso Spanò. c'è sempre difesa. Azione del- fotocopia della precedente. Buiatti stavolta Questa cambia volta verso cerca Varamo. Varamo che viene murato, si costruisce al quarto posto con Bengardino, tocco del muro, C'è un giocatore c'è a ovunque. fondo campo, questa volta Eccolo. tocco del muro e palla in campo di Giacomino Varamo. Mamma mia, l'urlo liberatorio di Varamo. Finalmente abbiamo visto la Jolly giocare, Gabriele. Sì, ottime le azioni della Jolly. Costruzioni e difese. Dall'altra parte un Belvedere con un giocatore in ogni parte del campo. Infatti Sì. le prendeva tutte il Belvedere. E bisogna contarli. Sono 8-6. sempre 6. Vero. Barreca al servizio. Su Bengardino, primo tempo, ma c'è Corsetti che fa buona guardia. Free ball. Free ball dall'altra parte, solito Iorio, perfetto. Bengardino, Muro uno di Spanò, guarda. Ma Iorio Incredibile. non gliela passa. Varamo tenta il pallonetto, è Presa, buona presa, la palla, presa. è buona la palla. Presa.
È buona la palla. Proteste del palla Bonini, poi il punto. È buona la palla, ha messo la mano sotto. Fischi del palla Bonini, ma comunque la palla era stata presa. Arrabbiati tutti quanti con l'arbitro. 8-6 il punteggio, Pugliatti a chiedere spiegazioni all'arbitro. Sono andati addirittura in due a prendere il pallone, Renato. Sì. Siamo gli unici in questo palazzetto a dire che il pallone è stato preso. Beh, c'è il replay, si riesce a vedere? Ah, è proprio, no, non si vede, proprio è rimasto mezzo secondo. Si è visto giusto quel tocchetto. Quindi punto Belvedere, gioco fermo, 8-7, Jolly che si riunisce nel loro centrocampo. E chiede formazione alla Jolly. Tutto ok? Chiede formazione anche Belvedere con il capitano Cesareo. Eh sì, sono stanchi. Minuti Cesario di faceva pausa. stretching prima, Gabriele. Attacco centrale di campo. Orlando ed è dentro al campo. 9-7. Spano al servizio per la Jolly. Vengardino, primo tempo, ma c'è Puntorieri, alzata di Corsetti per Baramo, ma Iorio, sempre il solito. Oh, non se l'aspettava Esposito. Che partita che stanno facendo i due liberi, che set anzi, per i due liberi, sia da una parte che dall'altra. 10-7. Ottimo Puntorieri e ottimo Iorio. Spano. Attacco centrale. Oh. Un po' troppo basso per il centrale del Belvedere. Attacca Varamo dall'altra parte. La finta di Puntorieri. Pallone out. 11-7. Il punteggio. Si fa sentire il pubblico del Palla Bonini. Spano al servizio. Iorio. Oh, era troppo distante. Fasano. Blackout del Belvedere. Sì, Fasano penso si aspettasse che l'alzatore servisse il centrale. Infatti time out chiesto da coach Brancato. Era molto arretrato e non ce l'ha fatta arrivare in tempo. Prende fiato ovviamente Belvedere. Fischia l'arbitro, le squadre che possono rientrare in campo. Spano ancora il servizio per la Jolly, sempre in quella zona del campo. Jolly che attacca con Baramo. Buona la sua schiacciata, buonissima anzi.
non riesce a tenerla in gioco il giocatore del Belvedere. 13-7 il punteggio. Spanò ancora Su Iorio che para. Difficoltà. Muro di Peppe Orlando che legge la traiettoria del pallone. Il pallonetto tentato da Esposito. E Orlando mette a terra. 14-7. Ancora Spanò. Su Iorio. Stavolta riceve bene. Fasano. È out. 15-7. Belvedere irriconoscibile in questa parte di gioco. Attenzione ora al primo tempo. Chiamato in causa Bengardino, guarda. Out il servizio di Spanò dopo questa lunga serie positiva. 15-8, quindi il punteggio al servizio va il numero 9 Bengardino. Carmelo. Out. Sedici, 8. Varamo. Su Bengardino. Fasano. Murato. Fasano. Esposito. Murato Murato. anche lui. Mura Peppe Orlando. 17-8. Si guardano tra di loro i giocatori del Belvedere. C'è stanchezza nel Belvedere, Gabriele. Quasi a non crederci. Ancora Varamo per la Jolly. Ottimo il suo servizio, molto teso. Primo tempo, ma non c'è. E rimane anche nel campo del Belvedere. 18-8. Time out chiesto da mister Brancato. Sembriamo ad un concerto, Renato. Non sembriamo al Pala Bonini. Tutti scatenati. Deve rimanere concentrata la Jolly di mister Tomasello per mantenere il vantaggio. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiesto dalla formazione ospite. Varamo al servizio. Su Bengardino. Oh! In conflitto il libero Tra Iorio. con Cesario, perché Iorio stava andando convinto sul pallone, poi Cesario si avvicina per far suo il pallone. Alla fine nessuno dei due ha preso il pallone. Bengardino di nuovo. Esposito per Fasano che schiaccia sotto rete. Vedi, sotto pressione. C'è cambio, Gabriele. Entra 28. all'opposto De Paula al posto di Fasano. Fa riposare Fasano. Varamo ancora per la Jolly sul 28. Sempre su Bengardino, primo tempo, ma Murato. Da Peppe Orlando. Mostruoso a muro Peppe Orlando in questo set. 21-8, dominio Jolly.
cambio, intanto è entrato il secondo alzatore Cairo al posto di Cesario. Giorgio Cairo. Sì, messo a riposo anche Cesario. Sì, si lamentava già da un po'. Varava il servizio, molto teso. Bengardino dall'altra ci parte pensa. Peppe Orlando ne approfitta. 22-8. Altro cambio. Esce Bevilacqua ed entra l'altro centrale Trotta, Antonio Trotta. In pratica seconda squadra per il Belvedere. Sì. Ancora Varamo Su Bengardino. buona l'alzata. Esposito lungolinea. Ottima questa giocata, bella l'alzata di Cairo verso il posto 4. Interrotta la lunga striscia positiva della Jolly. 22-9. Cairo al servizio. È out. No, è in. No, c'è. È in, lasciano sfilare i giocatori della Jolly. 22-10. Cairo. Bella battuta tesa, Gabriele. Sì, Cairo al Veloce. servizio. Da fondo campo Cairo. Vedi, salta pochissimo. Pugliatti dall'altra parte. Corsetti tenta il pallonetto ma c'è copertura. Tocco del muro, si tuffa Puntorieri. Corsetti per Spanò. Spanò tira Out. 22-11, 3 punti consecutivi. Persa la dimensione del campo. Cairo da fondo campo, pronto al suo servizio. Pallone molto teso, Puntorieri, Pugliatti al centro per Peppe Orlando che viene murato. 22-12, più 10 della Jolly. 4 punti consecutivi del Belvedere. Giocatori freschi inseriti in campo del Belvedere. Out invece il servizio di Cairo dopo 4 servizi consecutivi. 23-12. Peppe Orlando al servizio. L'hanno presa. L'hanno preso, sì. Dall'altra parte Corsetti, Muro, vincente del numero 10 Esposito. 23 Sì, costruzione inguardabile, Gabriele, per la Jolly, che serve, Pugliatti serve in un posto dove c'erano 3 pronti della Belvedere a fare muro. Riceve Corsetti, Pugliatti primo al tempo, centro. pallonetto. Viene preso secondo l'arbitro, poi viene ravvisato il punto dal secondo arbitro. Ma questa volta mi sa che la mano c'era. Sì. 24-13, set point Jolly. Non se l'è sentita questa volta l'arbitro. Pugliatti tesa per Bengardino. Bengardino viene servito dal proprio Moro Jolly e chiude questo set. 25-13. Partita adesso completamente riaperta. 2 pari, ristabilita la parità al Palla Bonini. Ora vivremo un set, il quinto set ad alta tensione con i giocatori del Belvedere che hanno ripreso fiato. Vediamo le altre partite sugli altri campi. A Bisignano, Volley Bisignano incontra Pallavolo Milani. A Rossano, la Pallavolo Rossano incontra il Pro Volley Crotone. Lamezia, Virtu Lamezia Montalto, Polisportiva Montalto. Il Roccella ospita il Diamante. E a Paola Lamezia domani si terrà Cetraro Corigliano.
sfrutta Varamo il nastro per mettere a terra questo primo pallone del quinto set. Bengardino, Esposito, si tuffa Puntorieri, Corsetti, Murato. Oh, ci arriva in tuffo Spanò, primo tempo, Murato, ma c'è sempre il solito Iorio. Dall'altra parte il pallone, duello in aria, vinto dal muro della Jolly. 2-0. Bengardino, Fasaro, C'è Spanò. Corsetti, tocco del muro, mani out. Out. 3-0 Jolly. Iorio? No. Ci prova in discesa Bevilacqua a prendere il pallone. Quarto punto per la Jolly. Varamo al servizio e chiama time out coach Brancato su 4-0 della Jolly. Bevilacqua giustamente sta bevendo l'acqua. Vediamo coach Brancato a dare le spiegazioni ai suoi. Attenzione. Rientrano in campo le squadre. Sempre Giacomo Varamo al servizio. Si fa sentire il pubblico del Pallabonini. Varamo Bengardino alza Esposito, ma free ball per la Jolly. Vediamo come viene sfruttata. Primo tempo tenta il pallonetto. Sì, Peppe Orlando. Sul muro piazzato. Dopodiché Spanò tenta una parata. Sì. La parata c'è stata, ma Sì, rete inviolata per 4-1. Primo punto per il Belvedere in questo set. ed è Esposito al servizio. Corsetti, primo tempo Molto forte questo Non c'era. primo tempo di Peppe Orlando. Buca il pavimento del Pallabonini. 5-1. ed è Peppe Orlando al servizio. È out, Out. molto out. Colpisce male il centrale della Jolly. 5-2. Bevilacqua al servizio. Si tuffa altro primo tempo di Barreca. Barreca, che c'è intanto Fasaro che passa poco convinto. Barreca, bisogna aggredire questa palla, non dare il tempo alla difesa del Belvedere di lanciarsi a fondo campo. Bevilacqua sul punto Mamma di ieri, mia. un po' in difficoltà. Corsetti l'attacca lo Corsetti. stesso. Non ci va nessuno su questo pallone dei giocatori del Belvedere. Sesto punto Jolly. Rientra Iorio.
Pugliatti, brutta ricezione, Iorio a rimandare il pallone di là, quindi free ball per la Jolly. Corsetti, oh, manda dall'altra parte Barreca. Fasaro, Murato, ma c'è Iorio sempre, solito. Dalla parte forte c'è tocco del muro. All'indietro. Ma no, che Mamma tira, mia. Mamma mia, una botta, si tuffa, Esposito. bellissima questa costruzione, ottima lanzata all'indietro di Pugliatti. Sì, non ha servito Corsetti per la seconda volta. Anche perché Corsetti aveva ricevuto ed era un po' in difficoltà Esatto. nel rialzarsi. 7-3. Si asciuga nel campo dalla parte del Belvedere. Può riprendere il gioco. Ancora Pugliatti al servizio per la Jolly. Esposito, Non riesce a raccogliere il pallone Cesareo. Ottavo punto della Jolly. Cambio campo. Ancora in blackout il Belvedere. Quindi che pallone che passa alla parte sinistra del campo. Pugliatti ancora al servizio per la Jolly. Pallone molto per teso, Esposito, primo tempo. messo segno. Era ovvio che ci sarebbe stato il primo tempo. Quando arrivano queste palle, Fasaro al servizio. E out, si abbassa Puntorieri. Fa bene, legge bene il pallone Puntorieri. Corsetti Nono al punto servizio. della Jolly. Corsetti dall'altra parte attacca il numero 5 e poi attacco centrale. Muro di Barreca. Free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly Con Varamo. Che c'è anche l'invasione. Sì, del muro da avversario. Chiama Mister Tomasello i propri tifosi. 10-4. Corsetti al servizio. Primo tempo, Muro. Presa Non da c'era, Pugliatti. però c'era pallonetto dall'altra parte. Presa anche questa. Anche questa. Tocco del muro. Varamo. Tocco del muro, palla a terra. 11° punto della Jolly. Iorio le ha prese tutte, Gabriele. Sì, Se scendi col microfono vallo a intervistare. Il più giovane della formazione. Time out intanto. time out chiesto dalla formazione ospite. Mentre inquadriamo la Jolly. E si deve anche asciugare il campo nel campo del Belvedere. Ci pensa Bengardino intanto durante questo time out. Tomasello quasi inginocchiato a dare spiegazioni ai suoi ragazzi. Remo che parla con Varamo. Rientrano in campo le squadre.
Corsetti al servizio. Bengardino, tocco, mani out Tocca a Spanò. del secondo Bengardino. Bengardino Alberto al servizio. I fischi del Palabanini. Su puntorieri. Spanò. Oh, punto di Spanò. Che attacca, tocca il muro. Palla in campo. Sì, nessuno si tuffa. 12° punto della Jolly, 12-5. Cambia per la Jolly e cambia il servizio. Esce Entra. Barreca ed entra Remo. Su Bengardino che piega. Remo piega le mani. E palla che finisce out. Sotto pressione. Bel vedere. Di nuovo su Bengardino che para di petto. In difficoltà Bengardino. Esposito tenta il pallonetto. Spanò era troppo. Sì. La palla non è stato servito al meglio. 13-6. Bengardino Carmelo al servizio. Da un Bengardino all'altro. Su Varamo. Pallone dall'altra parte. Non Poi sfruttata questa free ball. No, questo è quarto tocco. Nastro, Quarto sì. tocco. Non passa la schiacciata di Spanò, la palla era un po' bassina. 13-7. Ancora Bengardino. I fischi del Palabanini. Su Corsetti. Varamo. Ottimo il suo attacco, viene recuperato. Casaro la rimanda di qua. Free ball quindi, vediamo come la sfrutta la Jolly. Con Pugliatti, Varamo. Pari out. Ancora Varamo. Ancora Varamo. 14-7. Una bolgia il Palabanini. Ed è Raul Spanò incaricato del primo dei 7 match point. Intanto c'è il cambio, esce proprio Raul Spanò per Cimino. Claudio Cimino. Tutti in panchina i ragazzi della Jolly, Gabriele, Sì. tutti in piedi per questo, Errore in ricezione. ed è Vinta dalla Jolly in rimonta. 3-2. 15-7. L'ultimo set. Tutti a saltare. Tutti ad applaudire la Jolly. applausi anche alla Belvedere. Ha effettuato all'inizio 2 grandissimi set. Sì, Poi il calo. l'età si è fatta sentire, i nostri sono giovanissimi. Ci sentiamo in campo. Io risalgo. Niente, è andato via Iorio che volevamo intervistare.
sentite? Aspettiamo i festeggiamenti dei ragazzi. Giocatori del Belvedere che sono già negli spogliatoi. Mister Tomasello, vedete che esulta alla grande. Mentre io cerco di sistemare l'audio, abbiamo la regista che si è improvvisata. Cameraman. Vediamo intanto se riesco a richiamare Tomasello. Solita foto di rito. Allora, oltre al mister Tomasello vorrei intervistare a Giacomo Varamo. Vediamo se lo trovo. Eccolo, Varamo, Giacomo. Vieni che facciamo un'intervista. Giacomo, da un 2-0 sotto la Jolly riesci a rimontare, soprattutto grazie a te che hai fatto una grandissima prestazione, grandi attacchi. Te la sentivi questa partita una volta vinto il primo set per la Jolly? Beh, guarda, sicuramente i miei compagni mi hanno dato una mano perché la pallavolo è uno sport di squadra e da solo non potevo fare niente, quindi un grazie immenso va a loro. E poi sì, ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia in me, ho fiducia in tutti qua dentro, quindi sì, me l'aspettavo. Hai avuto un momento di difficoltà dopo i vari infortuni, ma finalmente sei riuscito a sbloccarti, hai trovato la strada alternativa e hai fatto un'ottima prestazione. Beh, il mister sicuramente mi ha spronato molto, devo dire che mi ha invogliato lui a togliere il carattere e mi ha dato tantissimi consigli molto utili. Ti sta aspettando la Canà che è là in fondo, ti vuole abbracciare fuori. Vediamo se riesco a prendere Tomasello che è là in fondo, arrivo subito. Siamo qua? Ok. Non è vero, dice Orlando, non è vero, perché in effetti è stata un'impresa. La Jolly da 2-0 ha approfittato del blackout avversario, è riuscita a rimontare, ha vinto 3-2. Loro sono una buona squadra, lo sapevamo, anche da loro abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto lo stesso risultato, però diciamo che siamo abituati a soffrire, nel senso che non c'è stato mai un momento in cui non ho pensato realmente che potevamo farcela, che i ragazzi mi danno sicurezza, ho fiducia in loro e chiunque entra in campo. Oggi Giacomo insieme ad Alessio hanno fatto una buona gara, Giacomino in particolare, che era 2 o 3 gare che Varamo, no? 2 o 3 gare che non giocava, mi ha dimostrato che lui c'è e sono contento, sono molto contento. Devo fare i complimenti a Simone Puntorieri, devo fare i complimenti a Marco che ha fatto un'ottima distribuzione. Secondo me loro sono stati più costanti in campo. Sì, loro sono partiti forte, forse complice qualche errore di troppo nostro che nell'ultimo periodo facciamo, però io penso che le partite come queste, che sono le finali, come finali, i finali non si vincono e non si perdono, si giocano. Noi abbiamo giocato fino alla fine e siamo stati bravi, anche perché il quarto e il quinto abbiamo lasciato un grosso solco come punteggio tra noi e loro, quindi significa che quando giochiamo e giochiamo bene. Eri sudatissimo, a maniche corte, sbracciavi per continuare a far incitare la propria squadra al pubblico di Cinque Frondi, volevi entrare in campo in pratica. Sì, ne parlavo con mia moglie prima, oggi ho detto se avessi avuto la possibilità sarei entrato in campo. No, a parte questo mi preme fare capire alla gente che sta qui, che so che ama la pallavolo alla follia, no?
che abbiamo bisogno di loro, perché siamo giovani come squadra, abbiamo bisogno del loro calore e non a caso, ripeto ancora una volta, siamo riusciti a risollevarci, perché è difficile giocare qui, deve essere difficile sempre quando giochiamo in campionato e soprattutto quando incominceranno le partite dei playoff. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime partite. Renato, linea a te e io vi saluto qua, grazie per aver Benissimo, da qui è tutto dal Palabonini. La prossima partita si terrà a Lamezia il sabato 23 alle 18:30. Noi cercheremo come sempre di essere presenti. Arrivederci e buona domenica a tutti.